Tragedia a Revine Lago, dove una bambina ucraina di 9 anni annegata nel pomeriggio. Alcuni tra i presenti si sono tuffati per riportare il corpo a riva e tentare di rianimarla. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Sparatoria ieri sera a Jesolo in mezzo a turisti e residenti, sembra per un regolamento di conti tra due connazionali di nazionalità tunisina. Ferito uno dei due, panico tra i turisti. È ancora giallo per il corpo senza vita di un uomo ritrovato nelle acque del torrente Carrona Fregona. Disposta l'autopsia, non si esclude nessuna ipotesi. Appostamenti sotto casa, aggressioni a moglie e figli e poi minaccia di suicidarsi. La procura impone il divieto di avvicinamento ad un 45enne padovano. Padova, avviata la pulizia dei canali cittadini e il monitoraggio per scovare gli scarichi abusivi. Intanto recuperati 30 kg di pesci morti nella canaletta dell'isola Memmia. Davide Nicoli ha deciso, si scende a valle, la sua stagione dell'alpeggio finirà ai primi di agosto. Causa siccità, c'è chi sull'altopiano comincia a prendere decisioni drastiche. Il portello profondamente rivoluzionato, il cambio della clientela convincono i titolari della storica pasticceria artigiana di Padova a chiudere l'attività. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali il dramma che si è consumato nel pomeriggio verso le 4 a Revine Lago, dove è morta annegata una bambina di 9 anni. Ci collegheremo fra pochissimo con il nostro Lucio Zanato che si trova sul posto. A quanto pare la bambina si trovava con un Grest, era un pomeriggio di svago e di divertimento. Poi la tragedia sul posto. Gli operatori del SUEM 118 di Treviso hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma non è stato possibile. Poi vi racconteremo i dettagli, andremo a Revine Lago proprio nel corso di questa edizione per tutti i dettagli e gli aggiornamenti. E c'è poi un altro fatto di cronaca che inquieta e che ci porta a Jesolo, dove è stata una notte di follia, una sparatoria in pieno centro, un regolamento di conti e tra i turisti è stato il panico. Ho visto che tutti quanti scappavano, ho sentito sparare, appunto 2 o 3 colpi e poi ho visto fuggi, tutti che scappavano, tutti che si nascondevano. Paura ieri sera a Jesolo quando alle 23:30 la violenta lite, sembra per questioni legate allo spaccio tra 2 connazionali di nazionalità tunisina, è sfociata con il ferimento di uno dei due, dopo che l'altro, estratta la pistola, gli ha sparato contro 3 colpi d'arma da fuoco, incurante della gente attorno e vicina, provocando il panico con il fuggi generale e l'arrivo immediato delle forze dell'ordine, come testimonia questo video diventato virale in rete. L'inseguimento con la sparatoria culminata qui in Via Verdi e terminata con la fuga del ferito che ha cercato riparo all'interno del locale alle mie spalle. Tanta la paura, ci dicono oggi gli impiegati. Qui al civico 126 ancora visibili le tracce dove la polizia ha rinvenuto 2 dei 3 proiettili sparati, con il terzo conficcatosi alla schiena del 40enne ferito che, trasportato a Mestre, si trova ancora ricoverato piantonato dalla polizia all'ospedale dell'Angelo, dove è stato operato d'urgenza. L'aggressore invece è riuscito a fuggire. La polizia lo sta cercando, ma la sua fuga potrebbe avere le ore contate. Gli agenti, per rintracciarlo, oltre alla testimonianza del ferito, stanno analizzando pure i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, raccogliendo al contempo anche i racconti di turisti e residenti presenti al fatto. E qualcuno che gridava, perché appunto era anche di là, dall'altro terrazzo, sparivano tutti, insomma. Furiosi commercianti per questo gravissimo episodio di violenza a Jesolo in piena stagione turistica, dicono. Una località come Jesolo che vive di turismo e quindi di immagine positiva non può assolutamente permettersi queste situazioni. Tra le soluzioni prende nuovamente corpo la proposta del presidio fisso di militari armati. Abbiamo richiesto più volte l'invio anche di militari, che non c'è niente di strano e di particolare, perché tutte le grandi città europee e anche qua vicino, basta andare a Venezia, la cosa succede, c'è e non dà nessun fastidio né al turista né al cittadino.
Rimaniamo sempre nel veneziano per la cronaca. È rientrato verso le 8 di ieri sera l'allarme bomba lanciato all'aeroporto Tessera di Venezia. Tutto è partito, pensate, dalla singolare affermazione di un passeggero austriaco. Una frase detta a voce un po' troppo alta ieri verso le 18 ha fatto scattare il protocollo di sicurezza all'aeroporto Marco Polo, con partenze bloccate e passeggeri a terra per alcune ore. Su un aereo Ryanair diretto a Vienna, in attesa di decollare, un passeggero austriaco di una certa età e probabilmente lievemente alticcio avrebbe detto alla moglie durante una discussione: «Sistemo la bomba e mi siedo». Frase che non è passata inosservata a uno steward che, dopo aver chiesto all'uomo di ripetere, ha pensato di segnalarlo immediatamente al pilota. A quel punto, per sicurezza, è scattato il protocollo e il velivolo è rimasto bloccato alcune ore sulla pista di decollo, dove sono intervenuti gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco per passare ai raggi X ogni angolo del mezzo, da cui sono stati fatti scendere i 157 passeggeri a bordo più 6 uomini dell'equipaggio. L'aeroporto è rimasto bloccato per consentire l'intervento in sicurezza degli operatori. L'allarme è rientrato poco dopo le 19 e tutti i voli sono ripartiti verso le 20. Si spera che al passeggero sia servita di lezione. Fra poco vi ricordo ci collegheremo con Lucio Zanato, che si trova a Revine Lago, dove nel pomeriggio una bambina di origini ucraine di 9 anni è annegata. Ancora qualche minuto, poi capiremo i dettagli di questa enorme tragedia. Ma c'è un altro fatto che inquieta la Marca: è ancora giallo per il corpo senza vita di un uomo trovato nella giornata di ieri. È stata disposta intanto l'autopsia. Siamo nella zona di Fregona. Una maglietta blu, bermuda grigio e un paio di Nike nere e bianche. Questi gli unici elementi che trovano luce nel giallo di Fregona. Trovato ieri mattina, infatti, il corpo di un uomo senza vita nelle acque del torrente Carron, tra i confini dei comuni di Cappellammaggiore e Fregona. Salma a cui ancora non si riesce a dare un nome. A ritrovare il corpo senza vita alcuni operai dell'Enel che hanno notato una sagoma sul nastro trasportatore dell'impianto idroelettrico. Non è una cosa insolita, in quel tratto di canale, perché il canale transita nel comune di Vittorio Veneto, quindi fa un lungo percorso e quindi non dico spesso, però di tanto in tanto capita che purtroppo, sottolineo purtroppo, viene ritrovata qualche persona. Omicidio, suicidio o un tragico incidente, tutte ipotesi possibili per la procura. Solo l'esame autoptico permetterà infatti di risalire alle esatte cause del decesso dell'uomo. Il cadavere è infatti in stato di decomposizione avanzata causata dalla prolungata immersione nelle acque che, secondo il medico legale, dopo il primo esame esterno avrebbe raggiunto i 10 giorni. Tanti ancora i punti interrogativi dei carabinieri di Vittorio Veneto, che al momento sono impegnati in accertamenti sulle persone scomparse nella Marca e in altre province. Tante domande, ma ancora nessuna risposta. Qualora qualcuno avesse, rispetto a quei pochi dati che si sanno, delle informazioni utili, ovviamente sarebbe necessario e importante che le comunicasse alle autorità, ai carabinieri che stanno procedendo, ed è il comando di Vittorio Veneto. Carabinieri che stanno procedendo, ovviamente coordinati dalla Procura trevigiana, che in questi giorni sta lanciando un appello forte e chiaro al governo. La carenza di personale è cronica, ma si lancia anche una proposta. Sentiamola. Nel settembre verrà istituito un ufficio di definizione affari semplici per poter fare in modo che il grosso delle risorse si concentrino sulle questioni più importanti e complicate e che le questioni più semplici vengano definite in maniera standardizzata, anche qui, e in maniera seriale, e quindi di sfruttare quella che si potrebbe chiamare un po' un'economia di scala. Un ufficio affari semplici per gestire le indagini meno complesse è uno dei provvedimenti a cui sta lavorando il procuratore capo di Treviso per dare una risposta alla cronica difficoltà in cui versano gli uffici al quarto piano del Palazzo di Giustizia. C'è una grave carenza di personale di segreteria che si riflette sull'assistenza ai magistrati e sul disbrigo poi delle pratiche di segreteria inerenti alla definizione dei fascicoli e al lavoro dei magistrati. Ecco allora una prima soluzione è l'ufficio affari semplici.
Ci sarà una riorganizzazione dell'ufficio in base a un nuovo progetto organizzativo e ci sarà anche una ridefinizione dell'assetto della segreteria penale e dell'assistenza ai magistrati. Però resta solo il discorso che quando la coperta è corta, a volte spostandola magari può essere utile per coprire le parti più sensibili al freddo, ma alla fine qualcosa di scoperto resta. Un tema, quello del personale di segreteria, che vede anche il sostegno della Regione, alla quale il procuratore si rivolge per avere un rinforzo. La Regione, per quel che mi risulta, ha fatto l'interpello del personale per vedere se ci sono soggetti interessati a fare un periodo da noi. Dopo l'estate spero che ci sia qualche risultato. Perché il pericolo è sia una giustizia a rilento che una certa impunità dettata dalla prescrizione legata ai tempi di giudizio. Per questo serve ogni singolo elemento utile a far funzionare la procura, dai magistrati al singolo operaio magari fornito in supporto dal comune. Detto questo, il capo della procura di Treviso lancia un messaggio chiaro ai cittadini. Posso peraltro assicurare che le cose, gli affari veramente urgenti, l'ufficio è tuttora in grado di trattarli tempestivamente ed efficacemente. Telefonate con minacce e intenzioni di suicidio scritte con la vernice sui muri di casa per evitare che la moglie chiedesse il divorzio. Per questi e altri gesti la squadra mobile ha notificato un provvedimento di divieto di incontro e avvicinamento alla donna e figli minorenni nei confronti di un 45enne padovano. L'uomo è indagato per maltrattamenti e lesioni dopo che la moglie gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi. È iniziata una serie di appostamenti sotto l'abitazione. Vi sono infine state anche aggressioni per strada. La polizia, dopo averlo intercettato sotto casa di moglie e figli, nonostante fosse indagato, ha allertato la procura che ha emesso il nuovo provvedimento. Così dunque a Padova città. Mi dicono che forse il collegamento con il nostro Lucio Zanato da Revine Lago è pronto. Chiedo conferma alla regia, non c'è ancora Lucio Zanato. E allora andiamo avanti con la cronaca politica in questo caso. Come sapete, la campagna elettorale è iniziata. Nel Trevigiano si faceva il nome di Fabio Chies, sindaco di Conegliano, come possibile parlamentare. Berlusconi lo ha chiamato di fatto, ma lui ha declinato l'invito. Resto sindaco, ha detto. Ho deciso di rimanere a Conegliano anche perché ci sono ancora molte cose da fare per la città. C'è un PNRR con 20 milioni da mettere a terra, l'area Zanussi è appena stata acquistata, per cui penso di essere molto più utile qui che a Roma. Ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio comunque anche i giornali, i mass media e tutti coloro che mi hanno intervistato in questi giorni. Penso che il mio posto debba rimanere a Conegliano, anche se l'attenzione nazionale sicuramente è stata una cosa gradita, però ripeto, c'è un tempo per fare ogni cosa. Oggi il mio tempo è qui nella mia città, dove sono stato eletto da pochi mesi e dove intendo proseguire al meglio il mandato che gli elettori mi hanno assegnato. La decisione è stata presa. Fabio Chies, dopo aver sconfitto la corazzata leghista alle comunali in ottobre, resta nella sua Conegliano. Ai Colli Romani quindi preferisce quelli del Prosecco e così nelle liste di Forza Italia potrebbero finire altri esponenti del partito. In pole position il primo cittadino di Cessalto, Emanuele Crosato, ma circolano anche i nomi di altri amministratori del territorio: Alessandro Lotto di Sarmede, Deborah Varaschin Montebelluna, Valentina Pillon a San Biagio, lo stesso Andrea De Checchi, vice sindaco a Treviso. Tra i papabili anche Fabio Maggio, assessore a Pederobba, comune di provenienza di Raffaele Baratto, già sindaco, ex forzista di peso e oggi esponente di Coraggio Italia. Maggio però declina. Ho un impegno con gli elettori che mi hanno consentito da 15 anni a questa parte di fare e di usare il mio tempo per fare la cosa più bella del mondo, che è amministrare il mio piccolo paese, Pederobba, il mio territorio, e cercare di dare qualità della vita a chi lo abita. La partita è aperta anche perché tra alleati di centrodestra non è stata ancora concordata una linea da tenere nella ripartizione dei collegi uninominali, dove ognuno, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, rivendica il proprio peso specifico. Per Treviso e Belluno la convergenza potrebbe arrivare sul nome del sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, coordinatore veneto dei Meloniani. Con il mio fatalismo indotto da questi ultimi 5 anni di legislatura sono assolutamente a disposizione, senza aspettarmi né nulla e né incidere da quale parte andrei. Camera o Senato poco importa, dice De Carlo, quello che conta è che anche Fratelli d'Italia, per la formazione delle liste, guarda agli amministratori locali. Sicuramente faremo quelle valutazioni sapendo di oggi di avere
veramente una classe dirigente anche in provincia di Treviso veramente valida. Coinvolgere i sindaci è la strategia pure della Lega, con la base trevigiana che chiede di portare l'asse al nord, vedi autonomia. Così la politica, ma incombe la cronaca. Vi ho detto Lucio Zanato si trova a Revine Lago. Buonasera Lucio, raccontaci cos'è successo, una vera e propria tragedia. Sì, una vera e propria tragedia, perché morire a 9 anni è comunque una tragedia. È successo oggi pomeriggio intorno alle 16, quando questa bambina di 9 anni ucraina, c'è chi dice appartenente a un gruppo di profughi arrivati proprio nelle nostre zone, si era concessa con dei conoscenti e la famiglia un pomeriggio di tranquillità e di festa. Qui siamo nell'area attrezzata di Revine Lago, proprio all'inizio sostanzialmente del comune, un'area attrezzata dove si può passare un pomeriggio in tranquillità. La bambina era sparita intorno alle 16, poi sono iniziate subito naturalmente le ricerche, fino a che un turista danese, praticamente camminando bordo lago, ha sentito qualcosa di, come dire, di pesante sotto, che si spostava leggermente. Ma il resto lo racconta un vigile del fuoco fuori servizio di Venezia, che era qui appunto con la famiglia in un pomeriggio di tranquillità e di festa, che è intervenuto e ha recuperato purtroppo il corpo della bambina. Ma sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato proprio pochi minuti fa e poi in linea allo studio. Io facevo una passeggiata qui in riva al lago quando vedo una coppia che col piede sposta un corpo. Io allora l'immagine che ho è che vedo un costumino rosso a galla, quindi quando lo vedo subito mi tuffo, la metto in braccio e la porto in riva e incomincio a rianimare in continuazione. Siamo stati un quarto d'ora, non so quanto, a rianimarla. Ragazzi, con tutte le nostre forze, anche l'infermiera è venuta, mi ha dato una grande mano, anche il proprietario del bar, poi sono arrivato l'elisoccorso, il 118, abbiamo lasciato in mano ai soccorsi. Ma si sa più o meno le generalità di questa bambina, sai qualcosa? Allora, io so che è una bambina ucraina, non so il nome, ucraina, che non so, era in gita con un gruppo di amici, una scuola. Non sai l'età? No, sì, 9 anni. 9 anni. Era una bambina molto esile, biondina, occhi azzurri, una bella bambina, un peccato, peccato. Ma si poteva recuperare secondo te? Allora, a quanto stabiliscono, la bambina era scomparsa da circa 40 minuti. Ora, parlando con la coppia che l'ha trovata, perché quando l'ho tirata fuori mi diceva che già era nel fondo parecchio e che si spostava, però non riuscivano a capire dove era, perché la toccavano con i piedi ma non riuscivano a trovarla. Dopodiché il signore, mi sembra che sia un francese, l'ha sollevata con un piede e lì sono intervenuto io, perché purtroppo non perché sono un vigile del fuoco, l'avrei fatto anche per spirito. Mi sono tuffato, l'ho presa, l'ho portata in riva e ho incominciato immediatamente a fare, guarda, una cosa triste, perché a parte che sia una bambina, però non poterla aiutare e salvarla mi dispiace, sono molto scosso pure, però tu sei un vigile del fuoco, per cui sì, però ti assicuro che quando fai questi interventi, soprattutto i bambini ti rimangono dentro e non li dimentichi facilmente. Questa è la prima testimonianza raccolta dal nostro Lucio Zanato a Revine Lago. Torneremo ovviamente su questo fatto nel corso dell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Andiamo adesso sull'altopiano di Asiago per parlarvi di un fenomeno denunciato anche dalla Coldiretti nei giorni scorsi, la fine anticipata dell'alpeggio. Cosa questo significa? Lo spiega benissimo questo Malgaro. Oggi è una giornata che ha dell'incredibile, perché non avremmo mai pensato di dover transumare, cioè portare a casa le vacche dall'alpeggio ai primi di agosto.
ma ahimè la siccità sta colpendo veramente forte, ci ritroviamo in un punto tale in cui non c'è più erba a disposizione per i nostri animali, le pozze di abbeveraggio sono asciutte. Davide ha deciso, si scende a valle, la sua stagione dell'alpeggio finirà ai primi di agosto invece che a San Matteo, come da tradizione. Ma Malga Serona probabilmente sarà solo la prima struttura dell'altopiano a fare questa scelta difficile, per molti versi drammatica, legata alla siccità che sta rendendo inospitale il territorio per l'allevamento. Malga Serona è la malga più meridionale dell'altopiano e tra l'altro il pascolo è anche abbastanza scabroso, ma vedete il cotico com'è completamente bruciato. Purtroppo le piogge di questi giorni ci hanno schivato e ahimè, giunti a questo momento con l'erba bruciata, anche probabilmente una grande pioggia non riuscirebbe più a riportare il ricaccio. Il ricaccio sarebbe la ricrescita del cotico erboso nel pascolo. Tutto sta cambiando troppo velocemente e anche il mondo dell'alpeggio dovrà prendere decisioni importanti nel prossimo futuro. Ci confrontiamo con un cambiamento climatico importantissimo e questo ci dovrà portare a ripensare il modo di gestire l'alpeggio, ripensare il modo di tutelare il nostro ambiente. La crisi causata dalla siccità non riguarda solo l'alpeggio, ma avrà ricadute disastrose anche giù, in pianura. Il problema non è più solo in malga, pensate a che danno è per noi a livello economico dover prendere gli animali e riportarli a casa in questo momento in cui la siccità colpisce anche in pianura e ahimè il fieno è poco, il costo delle materie prime è altissimo e prevediamo che sarà un inverno veramente complicato. E così il vivace, colorato, chiassoso rito della transumanza che fra settembre e ottobre anima le strade che scendono dalle terre alte del Veneto rischia di finire silenziato dal mondo che cambia. Dalla tradizione a ricordo il passo è davvero molto breve. Ed è tempo di salutare anche per una storica attività di Padova, aperta nel 1984, un punto di riferimento per via Belzoni e per generazioni di studenti universitari. Olivo, conosciuto come Sandro, e la moglie Franca domani saluteranno clienti e amici della loro storica pasticceria. Olivo Facchin, per quanti anni ha aperto questa porta della sua pasticceria? Io ho rilevato l'azienda nell'84 e quindi sono 38 anni. Dopo domani che cosa succede? Intanto vediamo un po' la situazione delle ferie, penso di essere in ferie per un po' di giorni e poi a settembre continuo le ferie. Scherza Olivo Facchin, pasticcere da 55 anni, da 38 titolare con la moglie Franca Stefan della pasticceria artigiana al civico 34 di via Belzoni. Poco reddito adesso, lui in pensione già da 3 anni, la decisione è stata inevitabile. Qua ci sono 11 negozi, di cui 9 vendono cibo e quindi la torta è sempre quella, la fetta è sempre più piccola. Non è più un quartiere il portello, è diventato una grande residenza universitaria. Forse sì. È stato, ripeto, un calare del lavoro e a questo punto dice non vale più la pena, proprio. Io sono innamorato del mio lavoro, Un lavoro con le mani e nel cuore, fatto con passione dall'età di 12 anni, con i maestri pasticceri della città. Qual è la cosa che le piace di più del suo lavoro? Lavorare, nel senso che mi piace fare le torte, fare tutte le cose che inerenti al nostro lavoro ovviamente, ma senza problemi di orario, di disponibilità con i clienti. A che ora inizia la mattina di solito? Di solito verso le 5, 5 e mezza, ma quello non è il problema, sono sempre sveglio prima. Cioè alzarsi la mattina è bello secondo me. Io non so come facciano questi nuovi imprenditori che c'è qualcuno che apre alle 6 del pomeriggio e sta lì fino alle 4 della mattina. È la vita distrutta. La torta di pere, di mandorle, queste 5 nella vetrina del banco, pronte per volare in Canada come tutti gli anni. Al suo fianco la moglie Franca e Monica, la loro più che dipendente. Ha un ricordo particolare che si porterà dietro anche, che vuole condividere con noi? È sempre legato un po' ai bambini. E non so, è un amore particolare per i bambini. C'è Alvise e la Viola che mandano un bacio
E poi c'è questa bambina che non so il nome perché è straniera, e la mamma me la portava tutte le mattine, che era amante della pastina di fragole, e che sua mamma ieri mi ha detto, è venuta dentro a dirmi apposta, che è andata in gita il giorno prima e piangeva. La maestra ha chiesto perché non vedrò più la Franca. È davvero tutto dal Veneto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. L'anticiclone non è più forte come i giorni scorsi e l'aria relativamente fredda che accompagna la perturbazione che sta lambendo l'Italia ha il merito di attenuare sia pur di poco il caldo. Vediamo il dettaglio di giovedì 28 luglio. Sul Veneto tanto sole, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. In montagna di pomeriggio qualche temporale a carattere sparso, possibile poi fin verso le prealpi. Altrove rimarrà più asciutto. Temperature in calo fino al primo mattino e successivamente in aumento, ma molto moderate rispetto alla settimana passata. Minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sulla zona montana nel pomeriggio non si escludono locali rovesci. Sulla pianura e sulla costa invece il cielo si manterrà poco nuvoloso. Temperature minime sui 19-24 gradi, massime intorno ai 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite più ampie al mattino alternate ad annuvolamenti con rovesci e temporali sparsi, poi soprattutto al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.